Buonasera a tutti, visti TV, te novara de oggi, di 29 del mese di maggio 2026, bene tornato. Come stiamo detto, danne uno cratere da salire, intanto cambiamo la sua solito videata, cambiamo, ecco qua, oppala, però si che il vestito, adesso ecco qua, questa stessa di come si presenta a togliere, la vediamo poi in un campo un pacchetto più largo, ecco qua, più o meno le immagini in questa via sono belle che uguali su una satira. Andiamo da innanzi, ecco la su Saravallo, oggi praticamente sulle preno vina a sauna, poi coculata, vina a sa serse ortai die 28 gradi la temperatura massima, perché 7 sa minima. Crasa, sabato, Amosu, allora spalazzato fino a mezzodì, poi dopo ho cominciato a calcolare e ho cominciato a provare da essa al 2 a sa schimbe di ortaidie e poi è stato calcolato poi sul resto delle salie. 26 gradi temperatura massima e che 7 la minima, quindi 2 gradi al manco di oggi a casa e resini 31 gradi, quindi intanto aumentiamo sempre schibeste purtroppo non hanno Galuc pubblicato in nessuna locandina, va bene, comunque sia tutto il torneo Gian Pietro Ruio este su duo de Lampat, la categoria Pulcini, primi calci, esordienti e piccoli amici. Stadio Pedro Burrai, via Firenze, Bitti, che naturalmente sport, musica e tanto divertimento. Poi vamos hoy chi comincia appunto il screening della mammella, della cervicioterina, del colon retto, oggi è 29 e 30 di maggio 2026 e sul campo sportivo Pedro Burrai. È già cominciato a quest'ora più o meno deve essere già pronto a chissà analisi medica. Intanto abbiamo appuntamento oggi in Ertila che non viene presentato sul libro Il Principe della Repubblica di Roberto De Rio, protagonisti e dinamiche della democrazia in Italia, Bitti, Agriturismo Ertila, intervengono Antonio Moroni, Luciano Piras e l'autore ore 18. Poi basamento, chi bisogna di anche questo adempimento, gioca est iniziata la stagione del suo, insomma, nell'area urbana, entrano oltre il 1° giugno e poi pure nell'area extraurbana. Colamo direttamente sul giornale e a Mosù, Unione Sarda, prima pagina, a 41 medici per 496 posti. Pensate un po', 41 medici per 496 posti, meno del 10% di assegnazioni per le sedi carenti, assistenza in affanno. Dai affanno, più di voi. Dai in affanno. La grande crisi della medicina generale, dopo il bando per 496 sedi carenti, le assegnazioni sono state appena 41. Molti dottori, le domande erano state 70, non si sono presentati alla convocazione. Continuano a soffrire diversi centri dell'interno, che le guardie mediche non possono coprire i turni e capita che anche a quarto con un nuovo pensionamento esploda l'emergenza. Ryanair, voliamo via, le compagnie contro la regione. La compagnia contro la regione, pronti a volare via, Ryanair attacca la regione per il mancato taglio della tassa d'imbarco. Siamo delusi, cercheremo destinazioni più competitive. L'opposizione Todd si assuma la responsabilità. L'assessora manca, nessuna chiusura. Vabbè. Vabbè. Giulini, bravo Cagliari, triennale per Pisaccane. Il presidente su Radio Lina fa i complimenti al suo Cagliari, Tommaso Giulini, e guarda al futuro dall'alto della presidenza che terrà nella prossima stagione. Ci sarà anche l'allenatore Fabio Pisacane con un biennale e l'opzione per il terzo, protagonista dell'ultima puntata di Il Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina. Giulini parla anche della squadra. Caprile potrebbe rimanere, Pavoletti lo vedo bene come dirigente. Va bene,
Attentato ad Alghero, distrutte 80 auto e Hirai, 80, è stato il giornale nella 60, in che 80, ma da bisimus. Sempre un disastro. Allarme Alghero, allarme criminalità. Attentato incendiario contro un autonoleggio, 60 auto in cenere. In città cresce la paura. Vertice sulla sicurezza con il PG. Patronaggio. Allarme sicurezza d'Alghero dopo l'ennesimo attentato. Nella notte sono state bruciate 60 auto in un autonoleggio davanti all'aeroporto. Il secondo attentato alla stessa azienda a un paio di mesi di distanza. Diktat di Ryanair alla regione, tagliare la tassa di sbarco o investiremo in altri aeroporti. Sì. Battuto da innantesi, con las páginas internas, la provincia di Nuoro, Posada, Parco di Tepilora, ha insediata la consulta della riserva di biosfera. Vabbè, insomma, la consulta, vabbè. L'ex peschiera di San Giovanni ha ospitato la riunione di insediamento della consulta dei giovani della riserva della biosfera. Io non scritto da pomeriggio in questa scuola, ma sinnico, piscinello schiacchi sinnico, e via. Un escotepilone riposato a Montalbo, ben 23 ragazzi e ragazze provenienti da diversi territori, di cui si estende l'area riconosciuta nel 2017 a Parigi dall'UNESCO. Hanno dato vita ad un primo laboratorio di idee da cui arriveranno proposte e progetti per il futuro della riserva. A fare gli onori di casa, nell'accogliere i giovani in presenza o in collegamento da remoto, c'erano il referente del parco Francesco Murgia, il nuovo direttore Alessandro Caria, il consulente tecnico Filippo Lenzerini e i rappresentanti di alcuni dei CEAS che operano nell'area protetta. Vabbè, ora può essere già tutto il numero e così via. Ripeto, io non scrivo il credo a pometa. Allora, Torre di Santa Lucia, via i lavori di restauro, Siniscola, l'area è transennata da 13 anni, potete scrivere. Dopo anni di attesa, coordinati dalla Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggi delle province di Nuoro e Sassari, partono i lavori di restauro della Torre di Santa Lucia, che caratterizza l'antico borgo marinaro. La torre presenta da tempo vistosi segni di degrado e già nel lontano 2013 l'ufficio tecnico comunale ne consigliava il ripristino a causa del distacco di alcuni mattoni e pietre caduti pericolosamente al suolo. L'area sottostante era stata quindi transennata da ben 13 anni. Turisti e residenti si devono tenere a debita distanza. Dopo un progetto preliminare predisposto dalla precedente amministrazione, la Giunta Farri negli scorsi anni era riuscita ad ottenere i fondi necessari per metterla in sicurezza. E vabbè, abbiamo iniziato tantar via, sai come. Appiligato di Saspercasa. Donazione di organi senza età, le due donne avevano erano over 95. La SL, gli anni non contano. Record di generosità confermato, 85. Cresce lo speciale record di donazione di organi nel nuorese.
Come comunicato dalla SL3, infatti altri 2 casi sono stati registrati grazie alla generosità di 2 donne e dei loro familiari. In particolare il bellissimo gesto questa volta è arrivato da parte di una donna dorgalese di 89 anni e una donna di 83 anni, originari di Gavoi. Questi 2 episodi, afferma la coordinatrice locale aziendale dei trapianti Pierina Tica, fanno comprendere bene che ora costituisce un limite. Un po' te questo. Questi 2 episodi, afferma la coordinatrice locale aziendale dei trapianti Pierina Ticca, fanno comprendere bene che l'età non costituisce un limite alla donazione. Intanto il Consiglio provinciale scrive il regolamento per il terzo settore, meno tasse anche per le onlus. Meno tasse per il terzo settore. Il Consiglio provinciale ha approvato il nuovo regolamento sull'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico IPT, introducendo importanti novità sia sul piano amministrativo che sul fronte del sostegno al mondo dell'associazionismo e del volontariato. Il nuovo regolamento consente infatti di aggiornare e parametrare le competenze tra la provincia di Nuoro e la nuova provincia dell'Ogliastra, adeguando il sistema alla nuova configurazione istituzionale del territorio. È una buona cosa questa. Tocca a tenere in conto a chi si sacrifica cosa sente. Gioco d'azzardo e allarme, 470 milioni di euro bruciati per Paco. I soldi spesi in provincia, in città si arriva a 107 milioni. Gioco d'azzardo, non è scredibile. Guarda, è una cosa veramente impossibile. Un presidio anche in città domenica mattina per parlare del gioco d'azzardo e soprattutto sui danni materiali e morali che si porta dietro. È stato chiamato la tenda del buon gioco, mentre lo slogan, anche provocatorio, è smette chi vince. Veramente chi smette vince. Altro che gai, smette chi vince. Non le gai. Vince chi smette. Apertura alle 9 per proseguire sino alle 12 nella sagrata della Chiesa delle Grazie. A muovere la riflessione i 470 milioni di euro che ogni anno vengono bruciati tra Nuoro e la provincia con l'acquisto di gratta e vinci, la frequenza davanti ai pulsanti slot machine o del PC dove si fanno le scommesse online nel chiuso della propria casa. Ma 370 milioni di euro, andiamo da Inocche, via ai campionati nazionali degli ingegneri, non mi va una clamata a correre. Gare in 14 comuni tra il Nuorese e l'Ogliastra. Giuseppe Ibba, un gemellaggio sportivo e professionale con tutte le regioni d'Italia. Il cuore dei campionati sportivi nazionali degli ingegneri di quest'anno sarà Nuoro, insieme al suo territorio e alla provincia dell'Ogliastra. Abbiamo voluto costruire un ponte umano che unisce idealmente il nord e il sud dell'Italia, ha detto il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro Giuseppe Ibba. Un gemellaggio autentico tra Nuoro e Trieste, tra territori geograficamente lontani ma vicini nello spirito di amicizia, collaborazione professionale e accoglienza. Ingegneri scorritori, sportivo, donazione di organi, grande generosità in 2 ultra ottantenni di Dorgali e Gavoi, 2 donazioni d'organo all'ospedale San Francesco grazie alla generosità di 2 anziane di Dorgali e di Gavoi. L'abbiamo già istissato il giornale. Ryanair,
Entriamo in cronaca regionale, Raiono in pressione sulla regione, via la tassa o zero investimenti. Scontro sull'addizionale aeroportuale, la compagnia minaccia di lasciare l'isola, l'assessorato ai trasporti, nessuna chiusura pregiudiziale, ipotesi al vaglio. Vabbè, nessuna chiusura però nessun investimento. Alghero e allarme criminalità, rogo doloso distrugge 60 auto, ancora nel mirino l'autonoleggio Galdieri Rent davanti all'aeroporto, danni per 2 milioni di euro, 2 mesi fa in fumo altri 14 mesi. Quindi la cosa è Sichinne Bata Boboiman. L'ultimatum di Ryanair pronti a lasciare, la compagnia delusa dalla regione per il mancato taglio delle tasse sui diritti d'imbarco. Continuità, Sardi a terra, la giunta minaccia penali, il bando va rispettato. Caos voli, riunito ieri il comitato di monitoraggio. Assistenza di base rischia il caos, 41 nuovi medici ma ne servono 496, solo 70 domande nel bando flop, numeri dimezzati alla firma del contratto, cioè hanno partecipato, poi al contratto non l'hanno firmato. Non c'è via di scampo, molti paesi sardi senza assistenza di base continueranno a soffrire. Come si sa, l'ultimo bando di medicina generale è stato un flop, ma adesso che l'ultimo passo dell'iter si è compiuto, il quadro che emerge è ancora più preoccupante. Erano 496 i posti offerti e per la prima volta erano previsti gli incentivi per le zone disagiate. Sono state presentate 70 domande. Alla fine, in fase di accettazione degli incarichi di titolarità, molti di questi 70 concorrenti non si sono neppure presentati alla convocazione e gli ambulatori assegnati ufficialmente sono stati appena 41. In realtà un paio hanno chiesto un cambio. Guardia medica chiusa e rivolta. Remordane De Milis, cartina sul nuovo servizio territoriale, più tutele per i cittadini. La notizia che i cittadini non volevano ricevere, la notizia che i cittadini non volevano ricevere è arrivata. Poco prima dell'assemblea convocata dalla sindaca di Milis, Monica Ortu, in accordo con la SL di Oristano, proprio per discutere della guardia medica. Da domani il servizio, sempre più richiesto a causa della mancanza di medici di base, non sarà più attivo. Dottoressa in pensione, i sostituti non ci sono. Vedremo in quarto. Aumentano i massimali sul numero dei pazienti e il numero è di nuovo emergenza. Medici di famiglia a quarto. Andata in pensione una dottoressa, alla fine di aprile si è ripetuto il caos già visto. 1500 pazienti da lei seguiti si sono trovati senza assistenza e nell'impossibilità di fare la scelta, esattamente come i nuovi pazienti, e quindi in quarto puro siamo in crisi di cura. Case collegate ai POS, boom di scontrini. Grano, no, che vediamo, vabbè, questo leghiamo qualche cosa. Da gennaio ne sono stati battuti 115 milioni in più, emersi 5,3 miliardi di euro. È chiaro che bisogna essere collegate, cassa scollegate ai POS, la gente paga che su POS. Boom di scontrini e l'emersione di oltre 5 miliardi di euro sono gli effetti dell'obbligo per i negozianti di collegare i registratori di cassa con i POS. È entrato a regime da poco più di un mese.
un risultato rivendicato dal governo e dall'Agenzia delle Entrate, che hanno gestito l'operazione in chiave anti-evasione, che ha coinvolto circa 1,6 milioni di registratori telematici collegati a strumenti di pagamento elettronico. Grano, l'allarme degli agricoltori. CIA Sud Sardegna, il 5 giugno un incontro a Serventi. Se le tendenze attuali non verranno invertite con urgenza, il vero problema del prossimo futuro non sarà il valore di mercato del grano, ma l'assoluta mancanza di agricoltori disposti a seminarlo. Il grido d'allarme arriva dalla CIA Cagliari, che fotografa una realtà al collasso per le campagne isolane, con particolare sofferenza nel Mediocampidano. L'estinzione della cultura del grano accentua lo spopolamento di interi territori e la tenuta delle aree rurali. Intanto vamos pure concorso Talent in Sardinia, terza edizione del concorso Namogiaidato di idee Talent in Sardinia, organizzato dalla CREI ACLI con il contributo dell'assessorato regionale al lavoro e rivolto ai giovani emigrati sardi di prima generazione e successive tra i 18 e i 35 anni. No ai soldati israeliani in vacanza. Questo è in Elmas, aeroporto, la questura a bordo solo civili, voli per tutta l'estate, l'M5 Stelle, il governo chiarisca. Cori e striscioni nell'aeroporto di Elmas, nell'arrivo dei primi aerei da Tel Aviv. Quanto pare che batta militare scamuffato del civile schiena si passare dopo la guerra che può sterminare los palestinesi. Accordo bloccato, politica internazionale, nel Golfo si combatte. Teheran pronta a firmare, Trump no. E Netanyahu vuole il 70% della striscia. E te non chiede Netanyahu. Contractor italiano morto in Ucraina sul campo di battaglia di La Spezia, aveva 42 anni. Alex Pineschi, 42enne, originario di La Spezia, l'11° italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra in Ucraina. La sua scomparsa sul campo di battaglia è stata annunciata dall'Associazione di Volontari Memorial. L'uomo sarebbe stato ucciso lo scorso 23 maggio, insieme ai suoi commilitoni di una unità di controllo droni in direzione a Liman. Informazioni al momento non confermate da fonti ufficiali. Bufera su Sanchez, Redane di Spagna, ha processo il fratello. Clima incandescente in Spagna con le nuove inchieste sul partito socialista che incrociano quelle sull'entourage del premier Pedro Sánchez, che mentre il governo denuncia una strategia coordinata per abbattere l'esecutivo progressista al di fuori delle urne. Cioè, il fronte più delicato resta quello aperto dalla Audiencia Nazionale e dal giudice Santiago Pedras su una presunta rete interna al PSOE finalizzata a influenzare, a ostacolare indagini sensibili e a destabilizzare procedimenti giudiziari. Sui familiari del premier, naturalmente, Davide Sanchez nei guai. Andiamo alla ultima nova, che la mondiale satiro giornale, questa è Nuova Sardegna, Culti Unione. C'è l'accordo tra gli Stati Uniti e Iran. Manca l'ok del presidente Trump. Medio Oriente, i negoziatori hanno stilato un'intesa della durata di 60 giorni.
e che in questo terminamos le novela de hoy, nos damos l'appuntamento a questo ortai die in su agriturismo Ertila a sa presentazione del suo libro de Rio, Il principe della Repubblica. Terminamos il goi, ponemos a sigla de Tancattura del PCTV e nos damos l'appuntamento in Itenovara a casa a sa matessi ora. Nessuno ha salutato, quindi non vamos saluto al de tornare. A menzione vedere di buon a tutto dai Bizzi TV, adioso e menzione a casa.